everybody listening. A brand new day has begun. The first thing that I want to do, make sure that you feel it too. So I'm not the only one. Come on and let me up, it's a brand new day. Open up a little happiness today. So I can be someone new. Nel pomeriggio in cui il Veneto si laureava campione d'Italia indoor nella categoria cadetti, a Verona, nella palestra della Facoltà di Scienze Motorie, andava in scena il classico Trofeo delle Province Indoor Memorial Luciano Luisetto, manifestazione riservata alla categoria ragazzi-ragazze suddivisi per rappresentative provinciali. 3 le specialità, oltre ad una staffetta finale. Abbiamo fatto una selezione, come tutte le province, abbiamo selezionato i migliori ragazzi e le migliori ragazze della provincia, dopo aver fatto 3 fasi, 3 gare provinciali. E quindi oggi i migliori di tutta la regione si sfidano, sono presenti tutte le province come ogni anno e si daranno battaglia qui a Verona. Oggi ospitiamo questa importante gara regionale. È semplicemente fare già le prime esperienze a livello ragazzi. Queste sono praticamente le prime esperienze regionali, in quanto molti provengono dalla categoria esordienti, per cui non hanno mai fatto esperienze regionali, e quindi è già un primo confronto con ragazzi delle altre province, e quindi un primo diciamo, sensazione di gareggiare con persone che non hanno mai visto, e sono esperienze che fanno crescere sia l'atleta ma anche il movimento stesso. Dopo molte edizioni tenutesi a Belluno, è stata Verona quest'anno a diventare il polo ospitante. Quando il comitato regionale ha chiesto ai comitati chi era disponibile a organizzare la fase regionale, lo abbiamo preso immediatamente al balzo. Verona ha voglia di mettersi in gioco sia a livello organizzativo e sia a livello anche impiantistica, e per cui diciamo che è una delle manifestazioni importanti che Verona sta portando per portare l'atletica importante a Verona. E proprio a livello di impianti il Comitato Provinciale di Verona si sta spendendo molto perché anche in città, oltre che in provincia, la pratica dell'atletica sia supportata da strutture all'altezza. Un primo obiettivo è già stato raggiunto, la pista di Bussolengo, che era in condizioni ormai pietose, a brevissimo vedrà luce, diciamo, per cui verrà rifatta completamente, e l'altra pista che invece ha bisogno di una grande manutenzione ed è importantissima poi per tutta la provincia di Verona, che è il mitico campo Consolini, il campo di atletica, unico campo di atletica a Verona dedicato esclusivamente all'atletica leggera, e siamo in trattative forti con l'amministrazione. E diciamo che qualche speranza importante comincia a vedersi. Speriamo a futuro anche che l'impianto Consolini possa avere un impianto nuovo. Bussolengo, Bovolone e New Foods sono i 3 centri principali dell'attività promozionale veronese, ma in generale il movimento sta crescendo in maniera omogenea. Scendiamo però in campo a sentire i protagonisti del Trofeo delle Province. Il più difficile è stato nel salto in alto e nei 30 metri, ma è andata molto bene nel lancio del peso. Nell'alto è che faccio fatica con le braccia, ma in generale sì, è difficile ma non così tanto. Avevo già partecipato a una giornata come questa all'esterno. Mi ricordavo che è stato davvero bello e ho fatto anche il mio personale nel Vortex. Oggi ho fatto di nuovo il mio personale nell'alto e anche nella corsa, anche se nell'alto potevo fare di più e partire più in alto. Sicuramente arriveremo tra i primi. E così è andata. Verona si è classificata seconda in classifica generale davanti alla rappresentativa di Padova. La vittoria è andata a Vicenza, che ha brillato grazie ad un paio di individualità assolutamente promettenti. Abbiamo un ottimo movimento ragazzi e ragazze. Ne prova che da 7-8 anni a questa parte vinciamo questa manifestazione puntualmente. Quindi anche come qualità non abbiamo nulla da recriminare, soprattutto rispetto alle altre province. Per alcuni oggi è un grande divertimento, per altri sono molto concentrati sulla gara, e se non riescono a ottenere la prestazione che sognavano già da tempo, ovviamente c'è un po' di delusione, però alla fine deve essere comunque una festa perché sono molto giovani, non devono prendere questa gara eccessivamente sul serio, perché non è il momento, insomma. La categoria ragazzi è ancora una categoria formativa in cui ci si deve pensare più che altro a divertirsi e meno al risultato che verrà col tempo, con l'impegno, con la costanza, e non sicuramente nella categoria ragazzi.
Chi di sicuro si è divertito ma anche svettato in cima alle classifiche è il miglior risultato tecnico di triathlon di giornata. Fra le ragazze ecco cosa predilige Lucrezia Sartori, sorella dell'allieva mondiale Rebecca. Velocità e lungo. Perché sono quelle in cui riesco meglio, diciamo. E fra i ragazzi è un italo-etiope a guadagnare applausi e gradino più alto del podio. Lius Carlassare è forte ma non nella velocità come si penserebbe, bensì nei salti. Me l'ha consigliato mia mamma e io non ci avevo pensato di fare l'atletica. Facevo basket e grazie a mia mamma mi piace tantissimo il salto in alto e credo che sia la mia specialità. Ho fatto 1,54 e sono felicissimo. E poi ci sono i giudici che in questa occasione forse chiudono anche un occhio diventando i fratelli maggiori dei piccoli campioni. Ecco qual è stato nello specifico il loro compito. Dobbiamo far rispettare le regole, però dobbiamo saper rapportarci anche con loro, sperando di vederli appunto in futuro, perché la cosa bellissima è quando poi li vedi a quest'età e poi cominci a vederli cadetti, allievi, junior, promessa e sempre più in alto.